Ci troviamo al Palacongressi di Agrigento, gentilmente la direzione del parco ci ha concesso di fare delle riprese per documentare alla città appunto i lavori come stanno andando, si sta procedendo bene secondo il piano appunto che la direzione del parco ha effettuato. Ne parliamo con il presidente, il dottore Campo. Allora dottore, quali novità, come stanno procedendo i lavori e in che tempi si potrà usufruire del Palacongressi? Un impegno è stato preso ed un impegno è stato mantenuto. Abbiamo avuto l'incombenza da parte dell'amministrazione regionale e dell'assemblea regionale di occuparci del Palacongressi, abbiamo avuto l'obbligo e l'onere di doverlo ristrutturare con i fondi dello sbigliettamento del parco. Lo abbiamo fatto, abbiamo accantonato le somme, abbiamo fatto i passaggi necessari, abbiamo redatto un progetto e adesso siamo qui, in questo luogo che è incantevole, bellissimo, che deve essere restituito alla città di Agrigento per le sue iniziative. Abbiamo affidato i lavori dal 1° settembre. Stiamo lavorando, si sta lavorando come potete vedere, abbiamo già dato una riparazione, abbiamo riparato il soffitto, si sta procedendo con gli impianti in maniera adeguata secondo la tabella di marcia che l'impresa ci ha dato. E quei lavori interessano la struttura sia esterna, interna che anche sopra il tetto, entrava acqua. I lavori interessano la rimessa in pristino del Palacongressi, quindi la possibilità di rimetterlo in utilizzo. Proprio la legge regionale che ci ha affidato il Palacongressi ci dice che dobbiamo rimetterlo in utilizzo e dobbiamo con i proventi dell'utilizzo continuare a manutenerlo. Quindi all'inizio stiamo provvedendo con fare i lavori strettamente necessari per la piena utilizzazione del Palacongressi. Tra l'altro pensiamo di poterlo utilizzare, come già detto in altre occasioni, proprio per gli eventi del Mandorlo in Fiore. Dopodiché cominceremo anche a pensare a una diversa modalità di utilizzazione e quindi anche di metterlo a reddito, perché è questo quello che vogliamo fare. Grosso modo a quanto ammontavano le spese che avete preventivato per rimettere in sesto e quale sarà la parte più difficile, più costosa dell'adeguamento? Allora, diciamo che noi abbiamo, secondo norma, potuto utilizzare solo il 10% dello sbigliettamento del 2016 per un ammontare di circa 400.000 euro. Noi speriamo che la norma venga rinnovata, per cui possiamo poi in futuro utilizzare anche una percentuale, diciamo, dello sbigliettamento del 2017 e degli anni a venire. Per quanto riguarda, diciamo, tecnicamente le situazioni, diciamo, sono abbastanza complesse nel loro insieme, diciamo, non c'è una criticità unica da dover risolvere. L'edificio è enorme. Noi naturalmente con queste risorse contiamo di aprirlo, ma aprirlo parzialmente, cioè perché diciamo, affrontare tutta la struttura nella sua complessità ci vuole ben altro che i 400.000 euro previsti.